Infine, le imprese come energie. Le energie da liberare, non solo per noi, ma per il Paese. Noi vogliamo fare impresa e farla bene, lo sentiamo come impegno sociale, oltre che come lavoro di tutti i giorni. Noi trasciniamo l'Italia dentro le dinamiche mondiali. Nonostante il sistema Italia, noi siamo dentro il motore dello sviluppo. Io ve lo chiedo ancora. Voi ve lo immaginate il Paese senza imprese? Sarebbe un Paese senza energie, senza futuro, senza la forza degli imprenditori. Quella forza che ci spinge tutti i giorni ad andare in azienda per produrre ricchezza per il nostro territorio. È difficile spiegare perché gli imprenditori preferiscono lavorare 14 ore al giorno anziché staccare cedole. E per questo lasceremo la parola a tre colleghi che hanno ciascuno un primato da vantare e ci testimoniano la forza delle imprese italiane. Sono aziende leader nei loro settori. Sono aziende che si sono aperte al mondo, lo hanno conquistato e continuano a lavorare in Italia nonostante tutto. Questo vuol dire essere imprenditori ed essere imprenditori italiani, orgogliosi e tenaci. Tenaci nel far crescere le proprie aziende, tenaci nel credere alla crescita del Paese, tenaci nell'essere testimone di innovazione e cambiamento, tenaci nel chiedere a questo Paese di cambiare in meglio, tenaci nel coltivare e realizzare i loro sogni. Perché, come dice Shakespeare, gli uomini sono fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E gli imprenditori di sogni ne fanno tanti e li vogliono anche realizzare. Grazie.